In queste ore l'emergenza maggiore che abbiamo è quella di pronto soccorso, cioè di accessi al pronto soccorso che rispetto all'anno scorso con la prima ondata sono doppi. Siamo alla vigilia del picco della seconda ondata di coronavirus in Veneto. Il sistema ospedaliero regionale sta tenendo, ma il raddoppio del numero di accessi ai pronto soccorso che si registra oggi rispetto a quello della prima ondata Covid inizia a rappresentare un problema. Da qui una raccomandazione a tutti. Evitare al massimo l'accesso al pronto soccorso, di farlo solo in casi indispensabili, cercare il medico di base che anche telefonicamente può dare le prime indicazioni. Perché poi vediamo che il 70% di coloro che accedono al pronto soccorso tornano a casa. Quindi vuol dire che dobbiamo assolutamente evitare che persone si rechino al pronto soccorso, mettano a repentaglio la loro salute e soprattutto quella degli altri. La media degli accessi nei pronto soccorso del Veneto era di circa 4.500 al giorno, scesa poi a circa 1.200 durante il lockdown. Da ottobre questi numeri sono più che raddoppiati, circa 2.500-3.000 al giorno. Sarebbe utile, ha detto Zaia, intercettassimo queste persone sul territorio prima di farle arrivare ai pronto soccorso. Perché per quanto siano distinti i percorsi, comunque l'ambiente ospedaliero è un ambiente dove il virus e il batterio e comunque le occasioni di infezione sono ubiquitarie. Sono ubiquitari. Il che non vuol dire che in ospedale ci sia male, ma vuol dire che se tu ti cerchi un posto asettico, di certo non devi andare in un ospedale. Il virus in Veneto ha un andamento importante, ma i positivi crescono perché si fanno molti più tamponi di prima. Se a marzo si fossero fatti lo stesso numero di tamponi di oggi, circa 30.000 ogni 24 ore, ha detto Zaia, si sarebbe trovato il doppio di positivi, oltre 6.000 rispetto ai 3.800 di oggi. La Regione non intende introdurre nuove restrizioni per i cittadini, ma quella del coronavirus è anche una battaglia che si vince col contributo di tutti. Se nessuno portasse la mascherina, è garantito che oggi saremmo in zona rossa. Quindi se qualcuno ancora non l'ha capito, continuate a non portare la mascherina e poi a lamentarvi perché ci chiudono in casa, perché chi a causa del suo mal pianga se stesso, cioè il tema della mascherina è fondamentale per sta battaglia e per non cambiare di zona.